Il tema della serata è stato introdotto, sarà una chiacchierata molto informale su un tema interessante. Non uso l'espressione affascinante perché sarebbe fuori luogo, considerato anche molti degli episodi di cui ragioneremo con voi questa sera, ma ribadisco una serata interessante. Di cosa stiamo parlando? Della Volante Rossa. Da dove si parte quando si inizia una conferenza come questa? Beh, tutto sommato è facile, si parte dal volantino di presentazione, la Volante Rossa, sangue sul dopoguerra, e nella breve introduzione a questo incontro cos'è che si dice? La Volante Rossa fu un'organizzazione antifascista a carattere paramilitare attiva a Milano e dintorni nell'immediato secondo dopoguerra, responsabile di diversi fatti di sangue tra la primavera del 45 e l'inverno del 49. Stiamo parlando di questo ed è una definizione che tutto sommato ci sta, nel senso che la Volante Rossa effettivamente fu questa, un'organizzazione antifascista a carattere paramilitare. È una definizione condivisa? Sino a un certo punto, nel senso che il bello, il brutto, l'orrendo della Volante Rossa è che la Volante Rossa, per una serie di motivi, è tutto e il contrario di tutto. Non credo, e forse non vi siete persi molto, che molti dei presenti abbiano visto un documentario che comunque, segnalo per la cronaca, è un documentario Facevamo quello che dovevamo fare. Di fatto si tratta di una video intervista con Paolo Finardi, uno dei protagonisti della storia della Volante Rossa, peraltro di origine bergamasca. Ve lo segnalo, ci sono contributi interessanti anche da un punto di vista proprio documentale, quindi estratti, prime pagine di giornali, documenti filmati, insomma ve lo vedete. Finardi, come gli altri uomini della Volante Rossa, appartengono alla storia, appartengono alla cronaca, appartengono alla leggenda, nelle sue più diverse letture. Se voi andate, è sempre una cosa che mi incuriosisce, quando c'è un tema, banalmente vado su un motore di ricerca, metto di cosa devo parlare stasera, Volante Rossa, vediamo cosa esce. Ed esce veramente di tutto. Partiamo dalla lettura degli altri, e la lettura degli altri mi viene facile perché di fatto si risolve in una targa che è stata collocata dove la Volante Rossa aveva la sua sede a Lambrate. Per non dimenticare chi ha pagato con la vita il carcere e l'esilio la propria sete di giustizia, di verità e di libertà. Nella Casa del Popolo di via Conti Rosso dal 45 al 49 si ritrovarono i compagni della Volante Rossa, martiri partigiani. Andiamo a cercare da altre parti. Un sito, devo dire, probabilmente di un altro orientamento. Il gruppo terroristico denominato Volante Rossa agì a Milano lungo un arco di tempo di quasi 4 anni. La Volante Rossa raccontata da Narcopedia, ad esempio, è un'altra Volante Rossa rispetto a quella di Wikipedia. L'opera della Volante Rossa, tratto da un contributo Gli orrori del comunismo. Questa aggregazione delinquenziale nasce poco dopo la cessazione delle ostilità belliche, eccetera, eccetera. Italia Oggi, contributo più recente del 2014, la Volante Rossa era un gruppuscolo di pistoleros senza scrupoli composto da ex partigiani e PC intenzionati a continuare la guerra. Vedete già da questa brevissima ricognizione, già della definizione di Volante Rossa, che stiamo veramente parlando di tutto e del contrario di tutto, o di un qualcosa che comunque si presta a molteplici letture, valutazioni e giudizi. Dicevamo Lambrate. Il tutto effettivamente nasce a Lambrate. Stiamo parlando di che periodo? Il periodo è quello del 45.
guerra finita. Cioè noi non possiamo parlare di Volante Rossa senza partire da una constatazione. La guerra è finita. Per qualcuno la guerra invece è tutt'altro che finita. E alla fine l'inizio della Volante Rossa lo capiamo solo in questi termini. Stiamo parlando di partigiani, sì e no, nel senso che stiamo parlando innanzitutto di gente particolarmente giovane. Se noi consideriamo la Volante Rossa al massimo della sua storia arriva a contare una settantina di elementi. Stiamo parlando tutto sommato di un gruppo molto, molto ristretto di persone. Quanti anni hanno? Diciamo che la media è 20 anni, ci sono anche dei ragazzini, c'è gente di 14 anni. Quali sono le motivazioni? Ci sono sicuramente dei partigiani. Se noi consideriamo da dove vengono questi, vengono praticamente tutti dalle brigate Garibaldi, dalla 116, dalla 117esima e dalla 118esima. L'origine è quella, la matrice è quella, ma attenzione, non sono tutti partigiani, ci sono anche dei ragazzini che la guerra di liberazione non l'hanno praticamente fatta, non l'hanno vista. Eppure una guerra, perché l'altra, ribadisco, è finita, se la inventano. Se la inventano in che termini? Consideriamo il contesto, abbiamo detto la guerra è finita, molti dei presenti, molti li conosco e quindi lo comprenderanno sicuramente. Affrontando questo tema, pensando a quel periodo, mi è venuta in mente una canzone che molti di voi conoscono, che è Ritorno degli Amici del Vento. Ritorno degli Amici del Vento parla del ritorno a casa, in un contesto difficile da riconoscere, ma che sintetizzo in casa, di un qualcuno che ha combattuto, torna a casa, ha salvato la pelle e il tema dominante di quella canzone non è solo l'onore. Il tema dominante di quella canzone sotto traccia è di chi osserva con paura e odio un qualcuno che porta a casa il proprio onore e quel qualcuno osserva da dietro un portone, quel qualcuno odia in segreto, nel silenzio. Ecco, se devo pensare all'inizio della Volante Rossa, che è estate 45, la Volante Rossa cosa fa? Traduce in azione quell'odio. Cioè la prima motivazione della prima Volante Rossa, una prima considerazione, abbiamo detto Volante Rossa è tutto il contrario di tutto, l'abbiamo già visto nel giudizio che se ne dà, ma è tutto e il contrario di tutto già comunque oggettivamente nella sua storia. Cioè ci sono 3 distinte stagioni della Volante Rossa e all'interno della Volante Rossa ci sono 3 distinte strutture, non per forza comunicanti l'una con l'altra. Abbiamo detto sangue nel dopoguerra. Com'è che inizia questo sangue? Quando si approfondisce il tema della Volante Rossa, uno dei rischi, ma ve lo dico, rischi poi fino a un certo punto, è anche quello di essere per certi versi affascinati dalle storie di alcuni dei protagonisti di questa vicenda. Ma è un fascino che muore subito, perché se io devo pensare a qual è il primo, no, il primo probabilmente no, quello che assurge agli onori delle cronache, gesto della Volante Rossa, è un duplice omicidio. 31 agosto 45, siamo nell'estate del 45,
Rosa Bianchi, Sciacalunga e la figlia Liliana, uccise a Milano perché rispettivamente moglie e figlia di Stefano Bianchi Sciacalunga, ufficiale della 10ª MAS, fucilato dai partigiani il 26 aprile del 46. La storia della Volante Rossa di fatto inizia così. Perché cos'è la Volante Rossa? Teoricamente è una sorta di dopolavoro ferroviario. Lo dicevamo prima, c'è una sede fisica a Lambrate. Il periodo, quello che fa capire di cosa stiamo parlando, è che in quella sede di Lambrate c'è la Casa del Popolo. Cosa c'era fino al giorno prima? La Casa del Fascio. Questo è il periodo di cui stiamo parlando. Cioè di un'Italia che ha vissuto una rivoluzione al contrario, un capovolgimento, un disorientamento, una perdita di ogni riferimento. Casa del Fascio il giorno prima, Casa del Popolo il giorno dopo. Sede del Partito Comunista, è inutile che ve lo dica. E questo gruppo di giovani costituisce, ripeto, quello che alla fine sembra essere un qualcosa tra un gruppo di boy scout e appunto un dopolavoro ferroviario. Lo scopo ufficiale dell'associazione creata da Alvaro, stiamo parlando di Giulio Paggio, il comandante, il riferimento di questo gruppo originariamente molto ristretto di giovani, è quello di celebrare i caduti della guerra di liberazione per partecipare alle manifestazioni commemorative e tenere alto il ricordo delle gesta partigiane. E fanno questo, organizzano cene sociali, eccetera, eccetera. Teoricamente, in pratica fanno ben altro. Abbiamo detto, le prime due vittime che vengono pressoché certamente ricondotte alle eroiche azioni della Volante Rossa. Partiamo con l'omicidio di due donne, la colpa delle donne, il loro legame con un fascista già ammazzato sulla strada del ritorno da Brescia. E capite che se si inizia così le cose non possono che andare sempre peggio. Se noi consideriamo i crimini che vengono attribuiti alla Volante Rossa, ne abbiamo una serie veramente infinita. Tutti della Volante Rossa? Sì e no, nel senso che se dobbiamo considerare la verità giudiziaria, alla fine i reati che vengono definitivamente attribuiti in termini di responsabilità alla Volante Rossa sono pochi. Pochi non vuol dire di poco peso, stiamo parlando di omicidi, stiamo parlando di sangue versato. Dobbiamo però leggere il tutto in un contesto che è quello dell'immediato dopoguerra. E quando dico stiamo parlando in teoria di un gruppo di boy scout, ma che faceva altro, perché dico questo? Le azioni seguono più o meno uno schema fisso e non sempre il gruppo che vi partecipa parte con l'intento di uccidere. Spesso il fascista viene sequestrato e interrogato, poi come accadeva con i prigionieri delle brigate partigiane viene messo in giudizio. Se dall'interrogatorio emergono pesanti responsabilità, ovvero se il sequestrato viene riconosciuto come un torturatore, una spia o ha compiuto atti particolarmente gravi, viene eliminato. Altrimenti, quando ci si ritrova di fronte a pesci piccoli, il prigioniero viene rilasciato col consiglio, aperte virgolette, di astenersi in futuro dall'attività politica. Ecco, questo è lo schema tipico. Questa qui è gente che sulla base di segnalazioni infami va a prendere fisicamente a caso gente, anche solo sospettata di connivenza con il regime fascista, interrogata, si dice di sì,
li interrogano davvero, ne accertano le responsabilità? Non mi risulta. Il problema è che questa gente sparisce e sparisce senza un saluto ai propri cari, viene ritrovata spesso insomma, in campi della periferia milanese. Stiamo parlando peraltro di Milano, ma in realtà la Volante Rossa estende progressivamente il suo ambito territoriale e spazia alla fine tra il Piemonte e il triangolo della morte, che poi è la zona di Reggio Emilia. E tornando a bomba, la Volante Rossa è a sua volta un triangolo rosso, ed è un triangolo rosso che poi è lo stemma di cui si dotano questi personaggi. Si dotano questi personaggi che hanno una loro riconoscibilità, perché abbiamo detto la Volante Rossa è tutto il contrario di tutto, la Volante Rossa ha più livelli, la Volante Rossa si struttura come un'organizzazione anche formale. E formalmente come li distingui? Hanno due divise diverse, quella estiva e quella invernale. Cos'è che già fa pensare? Cos'è che già ci fa collocare l'esperienza Volante Rossa in quel contesto del dopoguerra? Divisa estiva, indossano una casacca verde militare già dell'esercito americano, divisa invernale, un giubbotto da aviatore americano con li distingui, insomma, quelli che conoscete, che vedete nei film, col pelo bianco molto evidente, tutti perfettamente inquadrati. Da una prima denominazione, i bravi ragazzi o i ragazzi di Lambrate passano poi, scelgono il nome di Volante Rossa e la Volante Rossa diventa presto leggenda. Diventa leggenda sotto traccia, perché come nasce, abbiamo detto, estate 45, lo scopo iniziale è quello, cioè ci segnalano, andiamo a prenderlo, se sono responsabili li colpiamo. Chi sono i segnalatori? Perché poi quando si crea la leggenda, e la leggenda rossa della Volante Rossa ci parla di ragazzi senza paura che portavano a termine una resistenza tradita, uno dei temi interessanti, perché poi insomma la storia è fatta anche di temi che si ripetono. Noi conosciamo una realtà affatto diversa, che nasce da un mito, quello della vittoria mutilata. Se devo guardare l'origine della Volante Rossa è la resistenza tradita. Per come la vivono loro, cosa succede? Hanno liberato l'Italia e su questo si potrebbe aprire una lunga discussione. In teoria sarebbero dovuti andare al potere, l'insurrezione era lì da fare ed erano pronti a farla. Purtroppo si trovano ad avere a che fare con una situazione abbastanza diversa, nel senso che il Partito Comunista è sicuramente intanto sceso a patti e quindi se la gioca con De Gasperi, tiene tutti buoni. Guarda tutto sommato al suo vertice con un certo sfavore una realtà o le realtà simili a quelle della Volante Rossa, per un semplice motivo: si agita sempre lo spettro della Grecia. Si dice attenzione, dobbiamo fare i bravi, perché se noi andiamo verso un'insurrezione che non siamo in condizione di portare a termine, alla fine perderemo questa lotta, ci sarà una normalizzazione, una pax americana e per noi sarà finita ogni prospettiva di potere. Quindi il Partito Comunista di quel periodo, come accadrà poi per altri movimenti ancora di altro tipo, se la gioca da un lato in chiave istituzionale, dall'altro però strizza comunque gli occhi a queste realtà, perché sono le uniche che riescono a tenere un collegamento con la classe operaia, a portare avanti ancora in termini tutto sommato governabili una lotta di classe, ad avere una dimensione operaistica, e quindi da un lato giocano una partita a livello internazionale, dall'altra mantengono, grazie a queste strutture, il collegamento con la classe operaia. Quindi diciamo, all'inizio è vendetta, nasce così.
E così continua, perché se noi poi scorriamo l'elenco dei crimini della Volante Rossa, troviamo tutta una serie di omicidi, vendetta, attacchi, eccetera, eccetera. All'inizio è semplicemente quello e c'è una fase cosiddetta che potremmo chiamare, utilizzando categorie poi di decenni successivi, dello spontaneismo. Cioè questi, tutto sommato, hanno una struttura formale, all'interno di questa c'è un qualcuno che fa ben altro e di peggio, ammazzano la gente e la fanno sparire. Questo è quello che fa la Volante Rossa. Il rapporto col Partito Comunista varia nelle stagioni, perché rispetto a una realtà collegata, perché torniamo, Casa del Popolo, sede del Partito Comunista, eccetera, eccetera, ma tutto sommato questi con il partito hanno un rapporto non così profondo, non così organico, sono quasi tutti iscritti al PC, ce ne sono anche altri del PC, fanno attività per il PC ma non vengono identificati con il PC. Sono duri e puri, sono persone che fanno dell'ideale il loro modo di agire, eccetera, eccetera. No, nel senso, quando parliamo del mito della Volante Rossa, uno dei miti da sfatare è anche questo. Virgolettato. Avevamo anche dei collaboratori nella polizia e quando andavamo a prendere qualcuno a casa ci andavamo con un agente vero, poi lui spariva e noi andavamo per l'aspetto nostro. A volte addirittura, aperte virgolette, le informazioni arrivavano direttamente dalla questura, dove era possibile fare degli accertamenti negli archivi della polizia. Questa è la realtà molto poco spontaneistica, molto poco eroica della Volante Rossa. Da un lato bravi o pessimi ragazzi che portano avanti un ideale di resistenza tradita, dall'altro i peggio infami, nel senso che è gente che va a prendere a casa sulla base di una delazione, se non va a casa accompagnandosi e accompagnando gli odiati questurini o quelli che in una logica insurrezionale e rivoluzionaria avrebbero dovuto avversare. 45, dicevamo. Dopo il 45 però l'Italia cambia ancora, nel senso che abbiamo il referendum, la Repubblica-monarchia, abbiamo uno scenario internazionale che va a modificarsi. E stiamo parlando del periodo che ci porterà alle elezioni del 48. Le elezioni del 48 sono particolarmente significative in Italia, ma vedono uno scenario rivoluzionato, visto che stiamo parlando di comunisti, anche a livello internazionale. Le diverse anime del comunismo vedono uno scompaginamento. Le realtà nazionali diventano fondamentali in una logica veramente mondiale e planetaria, perché vanno a variare gli assetti. Un indebolimento del comunismo istituzionale italiano di Togliatti si affianca, guarda caso, a un sempre maggior coinvolgimento della Volante Rossa nell'attività istituzionale del Partito Comunista. Ci avviciniamo a quegli anni in uno scenario che però è vivace, per usare un eufemismo, perché attenzione, abbiamo detto, questi sono partigiani che non hanno in alcun modo deposto le armi. Apro e chiudo. Attenzione, perché in quegli anni chi aveva restituito le armi era una ristrettissima minoranza. Strammatizzando mi vengono in mente delle scene meravigliose del mondo piccolo di Guareschi. Se voi ci pensate, a un certo punto, anche da lì si capisce che sì, io probabilmente ho restituito qualche ferro vecchio, ma per far vedere che sono bravo. Ma lì le armi le avevano tenute veramente tutti. Questi erano tutti armati come prima, se non di prima.
diventerebbe lungo, ma addirittura questa è una delle poche cose che mi ha fatto sorridere dell'epopea della Volante Rossa. A un certo punto è fantastico perché perché a quei tempi inizia a porsi la questione israelo-palestinese, c'è il Partito Comunista che vuole vendere le armi agli israeliani, la Volante Rossa in quel caso si oppone alla vendita con metodi di convincimento che vi lascio immaginare, che sono poi gli stessi che hanno sempre caratterizzato la loro esistenza. Vi faccio un esempio: questi vanno in giro a ammazzare la gente con un camion americano. Un camion americano, un vecchio Dodge, che poi sistemano, valore ai tempi 500.000, 500.000 lire. Come lo comprano? Questi qui partecipano a un'asta, prezzo base d'asta 100.000 lire, Alvaro, il tenente Alvaro, il comandante offre 120, se lo aggiudica. Com'è che se lo aggiudica? Di fianco ad ogni altro potenziale offerente c'è uno della Volante Rossa con una pistola in grembo, e capite voi che a quel punto le offerte non ci sono. Questo è il metodo della Volante Rossa e lo sarà per tutta la sua storia. Ciò detto, questi sono armati fino ai denti e credono nella rivoluzione. Cosa succede? Che qualcuno non si arrende alla sconfitta. Cioè la Milano che vede l'azione, le vendette, gli assassini, gli omicidi da parte della Volante Rossa e di altre realtà analoghe, perché questa cosa va detta. L'ho detto sì dall'inizio, non tutto quello che viene attribuito alla Volante Rossa è della Volante Rossa. Ciò detto, c'è un buco nero dove continua a sparire la gente e le tecniche sono le stesse per tutti. Di là inizia un fermento di rivolta, rivincita e riscossa, e sono i primi movimenti neofascisti che dopo la fine della guerra iniziano nuovamente ad affacciarsi sulla scena politica. In forme diverse, con metodi diversi, alcuni eclatanti, alcuni più folcloristici, altri più pesanti. Insomma, a un certo punto nella Milano di quegli anni le notti sono segnate dalle esplosioni, perché ci sono quelli della Volante Rossa che vanno in giro a cercare i fascisti, e d'altro canto anche i fascisti a un certo punto rispondono colpo su colpo o tentano di farlo, e veramente vediamo in quegli anni un qualcosa che vedremo poi in anni successivi, ed è un qualcosa che a volte assume degli aspetti tragici, perché lo dicevamo prima, sono organizzazioni tutto sommato strutturate, del legame con la polizia, l'abbiamo detto. Ma vi dico, è un mondo affascinante perché la Volante Rossa, ad esempio, riesce a infiltrare anche uomini suoi in quelli che a un certo punto diventano i suoi nuovi nemici, cioè le organizzazioni neofasciste. E ne derivano dei cortocircuiti, questo sì, affascinanti, ma anche nella sua tragedia. A un certo punto, vi faccio un esempio, si registra uno dei soliti episodi, ma soliti non per sminuire, ma perché erano all'ordine del giorno, l'attentato alla Casa del Popolo appunto di Lambrate, ma ce ne sono veramente tutta una serie. Cosa succede? C'è un attacco da parte dei fascisti alla Casa del Popolo, questo attacco per una soffiata viene respinta, ma anche perché appunto c'erano gli infiltrati. A un certo punto c'è l'identificazione dell'infiltrato da parte uno dei sopravvissuti. Portinari denuncia Bino Bini, 18enne, come suo complice, e qui, come ricorda Banfi, accade un fatto altamente drammatico, ma questo io ve lo dico non semplicemente per farvi capire di che anni parliamo. Interrogato dalla polizia, Bini, che è l'infiltrato nel gruppo dei neofascisti che avevano tentato l'attacco, non confessa di essere un infiltrato ed è sotto accusa per l'assalto alla Casa del Popolo. Suo padre, convinto che il figlio sia un neofascista, si suicida per la vergogna.
Gli anni di cui stiamo parlando sono proprio questi, sono gli anni in cui fascismo e antifascismo li si vive ancora nel sangue e li si vive nel sangue delle famiglie. Ma sono anni tragici e tragicomici, perché se questo assalto ha degli aspetti tragici, perché davvero pensateci che anni terribili erano, e pensate adesso onestamente alla sofferenza di un qualcuno che ha vissuto in termini di riscatto e liberazione la liberazione dal fascismo, che scopre che il figlio invece, o pensa che il figlio sia fascista, e si ammazza per la vergogna. Sono tragedie sempre e comunque per tutti. Sono tragedie che diventano invece tragicomiche in altri casi. La notte tra il 6 e il 7 luglio Mario Gandini e Walter Veneri raggiungono in bicicletta l'abitazione del fascista Fulvio Mazzetti. I due si fermano, sparano alcuni colpi di pistola e tentano di lanciare una bomba a mano all'interno dell'edificio. Ma davvero, leggendone, salto passaggi, trovo solo quelli che sono più significativi. Ribadisco, sparano alcuni colpi di pistola e tentano di lanciare una bomba a mano all'interno dell'edificio. Cito testualmente perché è meraviglioso: non una mossa delle più sagaci, visto che la finestra è protetta da una zanzariera, la bomba ricade in strada ed esplode proprio accanto a loro. Gandini, ferito da alcune schegge, viene arrestato. Quindi capite che episodi simili vedono da un lato la tragedia e dall'altro la farsa. Oggettivamente pensare alla bomba a mano che rimbalza dalla zanzariera e cade su chi l'ha lanciata è francamente una delle scene involontariamente più comiche che mi sia mai capitato di leggere. Però ripeto, un conto è, prendetela per come ve la dico, una sorta di guerra della via palla, perché qui c'è gente che davvero ogni sera va a lanciare bombe a mano a destra e a manca nelle diverse sedi. Peraltro lì c'è un salto di qualità, perché nel 1947 si passa poi dalle bombe a mano a esplosivi di portata ben più consistente. Tutto questo nella logica di una contrapposizione fascisti e neopartigiani, neofascisti e neopartigiani, ma tutto questo si accompagna invece a quelle dinamiche che abbiamo visto prima, cioè l'assassinio da vigliacchi di chi ha come colpa quello di aver avuto un legame più o meno forte col fascismo, o di voler portare ancora avanti nell'Italia democratica e antifascista degli ideali che erano quelli del fascismo prima e della Repubblica Sociale. E arriviamo quindi al primo omicidio celebre della Volante Rossa. Abbiamo detto, ammazzano prima dei poveracci, delle poveracce, gente in cui si fa anche fatica a ricordare il nome. Fanno poi un salto di qualità. Parliamo dell'assassinio di Franco de Agazio. Chi è? Collaboratore durante il ventennio settimanali di regime, come il Popolo di Monza, il Secolo Sera, il Popolo d'Italia, il regime fascista. Dopo l'8 settembre aderito alla Repubblica di Salò, condannato a corte d'assise, è uscito. Appena fuori fonda il Meridiano d'Italia, con Giorgio Pini, altro fervente fascista. È questa la sua colpa? Sì, sicuramente è questa la sua colpa. In realtà qual è il sospetto però? Perché ammazzano De Agazio, o perché si è convinti che ci sia dell'altro oltre al suo essere un fascista? Nell'ottobre del 1946 alcuni articoli apparsi mettono persino in dubbio la paternità della bomba alla sezione di Porta Genova, ma soprattutto il Meridiano d'Italia si occupa di un argomento molto scottante per il Partito Comunista, ovvero sia quello dell'oro di Dongo. Iniziano a chiedersi, e lo scrivono: signori, ma quell'oro lì che fine ha fatto? L'altra responsabilità, e sono i primi a individuare chi ha ammazzato Benito Mussolini, e cioè il partigiano Walter Audisio. Come finisce questa vicenda? Con un assassinio.
Torniamo al discorso di prima. PC, Volante Rossa o altre realtà analoghe. Questo omicidio è il primo che fa capire che c'è una lotta rivoluzionaria in corso ed è un qualcosa che può mettere in difficoltà a quel punto il PC istituzione. Cosa succede? Dalla metà di marzo un'emittente radio jugoslava ha iniziato a trasmettere messaggi piuttosto allarmanti sull'attività di nuclei neofascisti armati nel nord Italia e sulla costituzione del Movimento Sociale Italiano. Virgolettate, presumesi presenza a Milano dirigenti FAR a scopo organizzativo attività similare a Romana. Stop, notifica si urgere provvedimento in merito, tenere perfetta efficienza armamento et depositi. Stop. Questa è la premessa. C'è un omicidio, di questo omicidio si inizia a parlare tanto, si capisce che ci sono dei comunisti armati che continuano a fare il bello e il cattivo tempo a Milano e non solo, e allora bisogna intervenire coi mezzi della propaganda. Nei messaggi a radio captati dal consolato americano tra il 16 e il 22 marzo, cosa leggiamo? Attenuare e minimizzare impressione suscitata opinione pubblica, stop cellule, questura provvedono a inviare elenchi resti citati, copie esiti indagini, stop, intimorire inquirenti, fornire piste errate, rintraccio esecutori, stop, provvedere al loro opportuno rifugio temporaneo, stop, presentandosi necessità impellente, procedere alla loro eliminazione, stop, dare assicurazioni, stop. 4 giorni dopo, mantenere protezioni esecutori giornalista reazionario, stop, governo e opinione pubblica impressionati, sfruttare momento, stop, se necessario organizzare manifestazioni di massa dimostrativi, scopo intimidatorio, stop, ampliare ricerche FAR, trasferiti nord, stop. Questo è l'apparato comunista che si muove a fronte di un omicidio sicuramente riconducibile ad apparati del suo organico e che però ancora teme in una logica istituzionale preelettorale, quella del 48, di giocarsi in qualche modo il consenso. E come lo fa? Alla fine va a ufficializzare, perché insomma è il vecchio gioco del teniamoceli buoni, facciamo finta di non conoscerli finché ci possono solo danneggiare, ma se dobbiamo andare a vincere le elezioni del 48 ci fanno comodo perché sono dentro nelle fabbriche, e allora questi li ufficializzano, nel senso che gli danno proprio un'investitura. La Volante Rossa, che è un gruppo all'inizio di Boy Scout che va in giro a ammazzare la gente e che poi inizia a fare il salto di qualità, a un certo punto diventa il servizio d'ordine ufficiale del Partito Comunista Milanese, e lo diventa sia nelle manifestazioni dove è visivamente identificabile dalle divise che dicevamo prima, ma anche nei vari congressi che vanno a celebrarsi, e in particolar modo in quella del 48. Ma abbiamo detto, da un lato l'attività istituzionale, dall'altro continuano ad essere gli stessi. E andiamo a 2 omicidi e un tentato omicidio. Allora, stiamo parlando degli omicidi. Vediamo, qui scorriamo abitazione Fulvio Mazzetti, assalto ok. Arriviamo al 47. Nel 47 di fatto cosa abbiamo? Prima un tentato omicidio, cioè questi qui con lo schema classico, quella sera alle 23:30 a Sesto San Giovanni 2 giovani bussano alla porta del ragionier Michele Petruccelli, appartenente al movimento qualunquista. Quando Petruccelli apre, i 2 dicono che devono consegnargli dei giornali, lo invitano a uscire con loro, il ragazzo rifiuta, spalleggiato dalla compagna, ma uno degli aggressori estrae una pistola automatica e gli esplode contro 3 colpi, uccidendolo. È un episodio isolato? No, perché si ricollega immediatamente a
il tentato omicidio di Angelo Marchelli, segretario sezione dell'MSI di Lambrate, che scampa miracolosamente. Ma stiamo parlando veramente delle stesse ore e degli stessi giorni dell'omicidio del generale Gatti. Come funziona? Anche lì un film già visto. Il generale a pranzo con la famiglia e 2 ospiti. Quando i 6 della volante arrivano, alcuni coi giubbotti di pelle della divisa invernale, uno va a dissare la portiera chiedendo del pane, altri 3 si piazzano a guardare il portone delle biciclette, il figlio del generale Riccardo Gatti ad aprire, uno dei 2 sconosciuti si qualifica come guasti, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine le solite cose, si presentano a casa, entrano, scaricano le rivoltelle sul generale Gatti e feriscono anche il figlio che si interpone tra gli assalitori e il padre. Il generale muore in ospedale il 13 novembre. Continuiamo così. È un film già visto, il problema è che c'è un salto di qualità. A tutto questo si accompagna però un'altra attività, che è quella che coinvolge il terzo livello della struttura Volante Rossa. Abbiamo detto, c'è un gruppo, il vertice, e questi sono degli assassini belli e buoni e vanno avanti con quel tipo di attività. C'è un gruppo, come dire, più allargato di gente che tutto sommato, non dico si afferma all'attività dei Boy Scout, ma d'attività istituzionale. C'è poi il grosso, e in questo grosso ci sono anche i precedenti, che vengono coinvolti in logiche di guerriglia urbana, che in quei tempi assume dimensioni significative. Devo andare, perché mi sto rendendo conto di perdere molto tempo. Ci sono alcuni episodi significativi della guerriglia urbana. Quello che posso dirvi è che quando studiando la Volante Rossa, ho visto poi cose che ho visto anche in altri contesti. Anche qui una citazione: quando i carabinieri iniziavano l'attacco, noi si fuggiva e si faceva staccare un carabiniere dal gruppo, poi gli saltavamo addosso e lo buttavamo a terra. Siccome viaggiavamo sempre con gli scarponi da montagna che servivano moltissimo, lo si picchiava, eccetera eccetera. Tutte scene che vedremo poi anche in anni successivi. Guerriglia urbana, ma ad alti livelli, anche in termini proprio di insurrezione armata. Uno degli episodi più significativi è la presa della prefettura di Milano. A un certo punto, ve la faccio breve, ma cosa succede? C'è un prefetto, Troilo, che viene dalla Resistenza. A un certo punto sembra lo si voglia sostituire, alcuni dicono proprio perché è morbido nel reprimere gli atti criminali della Volante Rossa e delle altre realtà analoghe, altri dicono invece proprio perché è colpevole di essere della Resistenza a fronte di una reazione in corso. Insomma, tutto questo porta a una mobilitazione di piazza, il Partito Comunista è scatenato, la Volante Rossa è la sua mano armata nel vero senso del termine. A un certo punto riescono anche a conquistare la prefettura. La leggenda vuole, protagonista di quella scena è Pajetta, che poi insomma noi tutti conosciamo. Sembra anche qui tragedia e commedia che Pajetta chiami Togliatti fiero di aver preso la prefettura di Milano e si sente rispondere: bene, adesso cosa ne fate? Questa è la realtà e queste sono le anime del Partito Comunista che continuano a scontrarsi, ma sempre e comunque nella logica di un appuntamento elettorale che è quello del 48. Il 48 noi non ci rendiamo conto che per l'Italia è un momento veramente fondamentale. Cioè il 48 ce la si gioca, ci sono alcune parti un po' indifferenti tra gli uni e gli altri, ma il 48 alla fine si decide se l'Italia antifascista starà da una parte o dall'altra, e ci sono grossissime aspettative. Il problema è che per chi ha quelle aspettative, e quelli della Volante Rossa sono i primi ad avere quelle aspettative, il 48 vede una cocente sconfitta. Una cocente sconfitta che si traduce in un ripiegamento. Quando parliamo degli anni 60 e degli anni 70 conosciamo la stagione del 68, quella degli anni di piombo, dopo c'è una stagione cosiddetta del riflusso. Diciamo che dopo il 48
c'è una situazione abbastanza simile. Cioè c'è gente che ha creduto nell'insurrezione, ha visto e ha continuato a combattere nonostante ritenesse tradita la lotta della resistenza, ma in una prospettiva del tanto andiamo a prendere il potere, poi si vedono scaricare in prima battuta da De Gasperi, dicono ce la giochiamo alle elezioni, le elezioni la prendono in quel posto, a quel punto la delusione è a dir poco cocente. Ed è a dir poco cocente perché gli stessi della Volante Rossa a quel punto vedono una crisi di identità, nel senso che la loro prospettiva insurrezionale e di quello che poi sarebbe diventato un attacco al cuore dello Stato, ma lì lo vogliono prendere in teoria o sognano di prenderlo ancora legalmente con le elezioni, finisce miseramente. È la fine anche della seconda stagione della Volante Rossa. Abbiamo detto la prima è omicidio estemporaneo, la seconda è Volante Rossa organica al PC, sempre comunque con il fastidio di una parte dell'apparato. Quando prima ricordavo Togliatti non è che vedesse con particolare favore queste realtà, fa parte dell'aneddotica, ma pare che sia vero. Ad esempio, vi ho detto, la Volante Rossa diventa il servizio d'ordine del congresso milanese del 48. A quel congresso c'è ovviamente Togliatti, a quel congresso Alvaro, la leggenda vuole che si voglia avvicinare a Togliatti per farsi autografare non già la tessera del PC, ma il tesserino rosso di cui erano dotati gli esponenti di spicco della Volante Rossa, e Togliatti si rifiuti. È il doppio gioco del PC che si vedrà nella terza e ultima fase, quella finale della Volante Rossa, ed è la fase meno gloriosa della Volante Rossa, perché è la fase che termina di fatto con gli ultimi 2 omicidi celebri della Volante Rossa a Milano, che sono i cosiddetti omicidi dei taxi. Storia lunga, cercherò di andare velocemente. Protagonista di questa nuova fase della Volante Rossa è un soggetto, di questi 2 omicidi, è un soggetto che si chiama Trincheri, nome di battaglia Marco. Il 19 aprile 1946, senza lavoro e con un forte debito da pagare, Trincheri accetta di unirsi a una banda per una rapina alla filiale Banca Popolare Novara di Varallo. Ma qualcosa va storto, ricercato, fugge in primo momento a Alessandria, eccetera, eccetera. Un delinquente comune, peraltro compromesso e ricercato. Se lo tengono comunque buono. Nel gennaio del 48, disoccupato, si rivolge a Bonomini, capo officina presso il laboratorio di cromatura di Egidio Ghisalberti in via Paolo Lomazzo 17. Su interessamento dell'amico, Trincheri viene assunto in prova come nichelatore, ma sarà licenziato dopo pochi giorni per incompetenza. Quindi stiamo parlando di un ex partigiano che si è distinto nel bene o nel male come partigiano, che poi ha fatto il delinquente comune, tramite un amico viene assunto presso il laboratorio di cromatura, dura pochi giorni perché è un incapace. Cosa succede? Perché poi le motivazioni personali che si sovrappongono a quelle politiche di altro tipo o di altra nobiltà sono strane, perché a un certo punto il personaggio inizia a riferire che il figlio del proprietario Felice Ghisalberti è un ex repubblichino della Muti e che il giovane andrebbe in giro a Menarvanto ad aver ucciso Eugenio Curiel e altri 2 partigiani, ad aver partecipato a rastrellamenti, eccetera, eccetera. Teniamo conto che per la Volante Rossa, ma per tutto il comunismo lombardo e non solo, Curiel è davvero un mito, era stato il fondatore del Fronte della Gioventù, che non è il Fronte della Gioventù che molti di voi poi hanno avuto modo di conoscere, la più estesa organizzazione di giovani impegnati nella lotta di liberazione in Italia. Era stato davvero lui? In realtà no, perché il Ghisalberti
da quell'accusa era stato prosciolto. Resta il fatto che stiamo parlando di questo, che è stato licenziato per incapacità e che però ha una vera e propria fissazione, ossessione, perché a questo punto comunque dice il figlio del capo, insomma è quello che ha ammazzato Curiel e quindi va ammazzato. Come finisce? Che effettivamente lo ammazzano. E lo ammazzano gli omicidi dei taxi perché in questi due omicidi, ma i più sciagurati, ma nel senso che non solo perché il livello di infamità è lo stesso dei precedenti, ma proprio questi li organizzano oggettivamente male, utilizzano dei taxi, li utilizzano anche per una serie di appostamenti precedenti. Il problema, ve la faccio breve, è che in queste serie di appostamenti innanzitutto iniziano a chiamarsi per nome, dai taxi si fanno poi riportare nella loro zona. La sera prima dell'omicidio vero e proprio, Marco e Pastecca, che è il protagonista del documentario di cui parlavamo prima, decidono di passare la serata nella pensione Borromei insieme a due prostitute. A queste praticamente dicono quello che sono lì a fare, non sanno che le prostitute in quel periodo sono le maggiori confidenti della polizia. Insomma, questa è la premessa del primo omicidio. Cosa succede? In questo omicidio c'è un taxi, c'è un taxista. Il taxista viene scelto perché tra i taxi che aspettano è uno con la sciarpa rossa. Gli viene chiesto se è un compagno, questo risponde sì, dobbiamo fare una cosa. Questi alla fine vengono scaricati, ma il taxista invece è l'unico che viene preso, lo informano su tutte le informazioni che deve dare per sviare i sospetti, eccetera, eccetera, e questo alla fine per un po' resiste, ma resta comunque la preoccupazione, insomma, che hanno affidato, perché loro dicono avessimo preso uno qualsiasi ma un compagno non lo possiamo lasciare in galera, dobbiamo scagionarlo. Qual è il modo che si inventano per scagionare questo? Di fare un omicidio assolutamente identico, così dicono almeno il taxista capiscono che non c'entra niente, e questo alla fine è il motivo per il quale si consuma l'ultimo omicidio della Volante Rossa. Avevamo detto, Leonardo Massazza ha avuto incarico del partito fascista in Albania e in Grecia. Qualche giorno dopo, il 25 aprile, arrestano sua madre, eccetera, eccetera. Il movente di questo secondo omicidio è piuttosto confuso. Secondo la ricostruzione della polizia, Masazza qualche tempo prima ha avuto un aspro diverbio con il suo sottoposto Giovanni Lo Savio, che era un punto di riferimento della Volante Rossa, pur non facendo parte della formazione. Entrato nell'ufficio Paghe e dopo poco, Natale Burato aveva raccolto uno sfogo di Lo Savio in cui l'amico esprimeva il desiderio di dare un paio di schiaffi a quel fazzoletto, quel fascista del suo superiore. Che Burato aveva risposto: non preoccuparti, ci pensiamo noi. Insomma, detto fatto, lo ammazzano. Questa è la fine. Il problema qual è? Che abbiamo parlato di gente che è tutta fuorché eroica, Finardi riesce a darsela, Trincheri lo prendono, ve la faccio breve, Trincheri fa praticamente i nomi di tutti, giustificandosi peraltro dicendo no, ho fatto i nomi di tutti perché se no mi avrebbero torturato e avrei fatto nomi ancora più alti. Questa è la giustificazione. Insomma, cosa succede? Che alla fine il problema è questo. Prima abbiamo un sospetto, un qualcosa che è più o meno leggenda, poi abbiamo una certezza, perché a questo punto l'organizzazione è compromessa, i suoi vertici e vertici che sono organicamente inseriti nel Partito Comunista. E vediamo quindi, passando alla parabola dei rapporti col PC, il PC tiene un atteggiamento che nel corso di un mese va via via mutando. All'inizio grida alla montatura, Saverio Torino sull'Unità definisce tutto quanto un'indegna campagna della stampa anticomunista istigata dalla polizia per gettare fango sui partigiani e sulla resistenza. Più tardi, quando i fatti cominciano a mostrare la loro evidenza, il PC corregge il tiro e distingue quelli che per antica milizia comunista e popolarità sono inattaccabili dai restanti componenti della formazione armata.
I primi vengono comunque scaricati e abbandonati al loro destino. Virgolettato, il partigiano Giulio Paggio, detto Alvaro, risulta essere effettivamente iscritto al partito ma non ha mai avuto incarichi dirigenziali. Stiamo parlando del responsabile del servizio d'ordine del Partito Comunista in quegli anni a Milano. La federazione del PC non intende dare un giudizio sulla posizione giuridica del partigiano Giulio Paggio, essendo questo di esclusiva competenza della magistratura. I secondi vengono attaccati con le più infamanti insinuazioni, così scrive sull'Unità, di un partigiano che aveva già conosciuto l'esperienza del confine, fu a Vontetene come confinato politico nel periodo fascista, egli fu vicino tra i veri antifascisti, lo ricorda come sospettato di appartenere all'Ovra, eccetera, eccetera. Quindi il PC a quel punto cos'è? Insomma, la realtà è lì da vedere. Alcuni sono troppo compromessi, non possono negare di conoscerli, in qualche modo li giustificano, la soluzione qual è? Li prendono e li imbarcano. Nel senso che li mandano 2 in Cecoslovacchia e 1 in Russia. Quando noi parliamo di questi personaggi, li ritroviamo poi nelle vicende internazionali ai più diversi livelli. Il Finardi di cui parlavamo all'inizio, il Pastecca, il Pasticca, lo ritroviamo anche a Cuba per una lotta che insomma noi tutti conosciamo e possiamo immaginare quale fosse. Gli altri restano di fatto nel loro esilio, che preferirei definire latitanza, visto e considerato che parliamo da questo punto di criminali comuni. Insomma, la storia come finisce? Arriva poi Pertini, grazie a tutti, Alvaro muore comunque lontano dalla patria, il Pasticca muore nel 2008, Alvaro nel 2014, vado a memoria, a Finardi. Si finisce una stagione che, proprio perché poteva mettere in imbarazzo il Partito Comunista, tutto sommato rimane relegata alla leggenda, alle voci, eccetera, eccetera, fino agli anni 70. È negli anni 70 che in realtà si inizia a scrivere della Volante Rossa, e se ne scrive in tutti i modi, alcuni più oggettivi, alcuni meno. Se devo dare, perché poi insomma, vediamo se ci sono aspetti che volete approfondire, qualche indicazione bibliografica. Appunto la prima opera è del 77, della Volante Rossa di Bermani ancora nel 97, Storia e mito della Volante Rossa. Abbiamo poi Recchioni, che diventa una sorta di figlio adottivo spirituale del Pasticca, e che mi eviterei di consigliarvi come lettura. Io, tra i libri che ho letto che mi sembrano più interessanti, c'è La guerra non era finita di Trento, abbastanza fazioso, non posso dire oggettivo, però più equilibrato di molti altri. C'è Cicchino Olivo, Correva l'anno della vendetta, in realtà dedicato prevalentemente ai fatti di Schio, ma che dedica anche una decina di pagine alla Volante Rossa. Pier Marini, I soldati del popolo, arditi partigiani ribelli dalle occupazioni alle gesta della Volante Rossa, francamente non mi sembra che dia un grande contributo alla ricostruzione. Il resto è voce narrante, testimonianze dei protagonisti. Il resto, ed è quello su cui però voglio chiudere, è anche leggenda, racconto, tradizione ed esempio, perché se tutto sommato stessimo parlando di una stagione conclusasi nel 49, a parte le avventure pseudo-rivoluzionarie del Pasticca in quel di Cuba, ne potremmo forse parlare come un'esperienza storica da storicizzare con i suoi alti e bassi, perché ve l'ho confessato dall'inizio, in tutta questa vicenda ci sono anche degli aspetti per certi versi affascinanti, ma lo dico proprio senza temere giudizi da parte vostra. I problemi si creano dopo, nel senso che se voi fate quella stessa ricerca che vi consigliavo all'inizio, Volante Rossa, trovate meraviglie tipo l'intervista a Walter, meglio noto come Volante Rossa, esponente di Rifondazione Comunista di Fidenza,
che nel 2011 racconta a suo modo le gesta, a suo dire, eroiche della Volante Rossa. E alla domanda, secondo te ci sarebbe ancora bisogno della Volante Rossa? Questo mi salto ti posso dire a caldo, dopo questa ennesima manovra che colpisce ancora di più le classi più deboli e le famiglie non tocca i ricchi, che continuano a dare tasse alla faccia di chi oneste le paga fino all'ultimo, eccetera, 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 ti rispondo così: non una ma 50.000 volanti rosse ci vorrebbero. Fidenza mi interessa fino a un certo punto, o meglio, tutto il rispetto per Fidenza, ma mi impensierisce forse un po' di più perché siamo partiti da Lambrate e torniamo da Milano. 2018, molti dei presenti sanno, penso anzi tutti, chi era Sergio Ramelli. La via dove è morto Sergio Ramelli vede ogni anno una manifestazione, ha visto la collocazione di una targa. Nel 2018, non è la prima volta, intendiamoci, era già successo, ma si ricollega al nostro tema. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, in via Palladini è avvenuto un vero e proprio blitz. Gli autori dei raid, che avrebbero operato nella notte tra domenica e lunedì, hanno scritto sul muro, stiamo parlando della targa che è posta in ricordo di Sergio, onore alla Volante Rossa e fasci appesi. Se noi oggi, e io per primo ritengo doveroso parlare ancora della stagione della Volante Rossa, è uno perché comunque si tratta di una vicenda interessante, due perché parlarne e sottolinearne sì alcuni aspetti che comunque sono degni di considerazione, ma anche la miseria, la piccolezza, l'infamia, la vigliaccheria di certi personaggi, secondo me è l'unico strumento perché di un mito che non può essere mito si continuino a alimentare quelli di Fidenza come quelli di Milano e che si inventino ancora che uno strumento per fare azione politica è andare a quelli che non la pensano come loro o hanno avuto l'imperdonabile errore di credere in un ideale di patria diversa ma comunque patria, andarli a prendere da vigliacchi sotto casa e ammazzarli come dei cani, come questi hanno continuato a fare dal 45 al 49. È per questo che ho accettato volentieri l'invito a parlare di questa storia, perché comunque la storia va affrontata in tutte le sue sfaccettature e la mia speranza quando uno dice che ci vorrebbero 50.000 volanti rosse è che non se ne veda neanche una e nessuno mai più si sogni di affrontare l'azione politica in questo modo oggettivamente da vigliacchi. E così ho concluso.